Allora, rieccoci qua in studio, Rosanna Bettella e Lorisa Vaccari sono qui con noi dello SPCGL Coordinamento Donne, perché stiamo parlando di questa ricerca condotta su un target femminile di anziane pensionate, però divise per fasce di età, sui bisogni e le esigenze. Vediamo un'altra slide di supporto, Sì. vero Rosanna? Quali sono appunto lo stato civile delle donne intervistate? Questo è l'altro elemento di analisi. Sì, rispetto al numero delle risposte, qua vediamo che un 50% sono coniugate, chiaramente, però un ben 31% sono vedove. Questo già ti dà lo spaccato, no? Che più si va avanti con l'età e più aumentano le vedove. Naturalmente sono poche le separate, le divorziate, le conviventi e anche le nubili. Forse anche qua non sappiamo, proprio come l'abbiamo detto all'inizio, non ha un valore prettamente statistico. Non sappiamo se questo è davvero un dato demografico che rispecchia perfettamente la realtà. Le donne che noi incontriamo e intercettiamo sono queste, insomma, ecco. Certo, però insomma, sul fatto del coniugate vedove credo che è già un dato importante. Assolutamente. Qualcosa da aggiungere? No, penso che appunto dobbiamo essere un po' prudenti, anche se poi le verifiche anche o guardando le statistiche nazionali, insomma, quelle sono. Però. Andiamo all'altra slide, invece, e quindi entriamo ancora della regia, la chiedo di mettere in onda pedissequamente in base all'ordine che sono state mandate, eccole qua. Allora, i principali risultati quando si parla delle difficoltà che colpiscono le pensionate venete. Allora. Il dato che è emerso e che ci ha subito, insomma, colpito è che ben un terzo soffre di solitudine per più ore al giorno. Quindi è un tratto... Scusami, tenendo conto che sono donne che hanno anche un'autonomia di movimento, quindi il dato ecco, è... brava, bene ricordavo questo, cioè sono persone non sono che chiuse in casa perché inferme, invalide, sono donne che sono in grado di uscire comunque. E perché c'è questo, allora, questo discorso della solitudine, visto che le vostre domande erano anche belle? Perché probabilmente c'entra anche, va a toccare anche i rapporti familiari, lo stato di considerazione, le priorità che si danno anche all'interno del nucleo familiare. Quindi non può anche essere inserito all'interno della famiglia, però si sente ugualmente solo. Però con ruoli marginali, sì, potrebbe essere. Sì, ma poi c'entra con quello che stiamo vivendo, insomma, no? Che sta vivendo la nostra società in questo periodo in cui anche dentro non so, una stanza con tante persone ognuno si sente solo e isolato con se stesso, no? Questa difficoltà di relazione, questa difficoltà di comunicare. Sarà la televisione, saranno i telefonini, sarà, non so, però con questo bisogna fare i conti e quindi questa verifica, no? questo dato che è emerso così alto della solitudine ci interroga e dobbiamo fare qualcosa, e bisogna fare ma anche qualcosa. C'è un discorso comunque che quello che diceva un po' all'inizio, che la famiglia è sempre impegnatissima, certo. I ragazzi che fanno 3.500 attività, i genitori che devono lavorare per sopravvivere, perché ormai parliamo di questi livelli, 8 ore fuori di casa, a dir poco, insomma non è che uno possa stare dietro con la famiglia di una volta in cui magari l'anziano prendeva cura dei nipoti perché stavano a casa, se i bambini vanno anche all'asilo giustamente per avere dei supporti, degli stimoli ulteriori, tutto diverso, no? Anche il ruolo dei nonni è cambiato, perché una volta magari il ruolo dei nonni, insomma, nel nostro immaginario è quello che ti raccontava le favole, adesso è quello che ti viene a prendere di corsa a scuola perché ti deve portare a fare la ginnastica, a fare lo sport, no, è il tassista, e quindi perde anche proprio la caratteristica di quel rapporto, no, di saggezza che rappresentava il nonno, la nonna, insomma, no, con cui il nipote aveva un feeling particolare e c'è poco tempo per ogni cosa.
Assolutamente, quindi si creano dei legami che non sono più così forti come una volta, sì. tra l'altro, questo è un altro problema. Torniamo sempre alla nostra slide di supporto, perché abbiamo visto quindi una percentuale soffre parecchie ore della giornata la solitudine, poi Sì. 1 su 4, 22% ha paura di uscire di casa sentendosi insicura e temendo aggressioni e rapine, quindi qui torna il discorso della sicurezza. Appunto, reale, percepita, e qua anche su questo tema c'è bisogno di approfondire di più, di capire e di trovare la strada migliore per far diminuire questo stato di ansia e di insicurezza che le persone vivono. Ripeto. Magari cosa riscontra nel vostro territorio? Sì, è la stessa cosa, tanto è vero che noi già da anni facciamo tante iniziative insieme al SILP, proprio, Sindacato di Polizia. il sindacato di polizia, proprio per spiegare agli anziani come tutelarsi da questa cosa, e cioè come distinguere il percepito dal reale e di fronte al reale cosa fare, no? E devo dire che c'è una buona risposta, perché anche dare alcuni accorgimenti ha portato per esempio a Verona a fare segnalazioni tempestive su scippi e quant'altro, e sono stati arrestati poi anche questa banda di disgraziati che aveva compiuto vari scippi o rapine nelle zone. Quindi si cerca di dare delle indicazioni, di puntare molto sul buon vicinato, perché adesso bisogna ritornare anche a contare sui rapporti di vicinato come elemento di sostegno, di tutela, di osservazione reciproca. Quindi la paura c'è e ripeto, bisogna in qualche maniera smontarla, perché la paura porta all'isolamento, porta al chiudersi in casa, porta a evitare le relazioni con gli altri, con tutta una serie di conseguenze secondo me anche molto gravi, no? La depressione, che è l'anticamera di ogni forma di malattia, ecco. E quindi è un dato che va consegnato, o quantomeno è conosciuto, ma va sottolineato proprio nella logica che dicevamo prima: chiedere alle istituzioni che insieme alle associazioni siano consapevoli e mettano in atto anche delle politiche tali da combattere questi fenomeni per tempo. Assolutamente, prima che degenerino in certi territori. 1 su 5, 20%, denuncia difficoltà relazionali con i figli o con i propri familiari o parenti. Sì, questo è emerso dalle risposte sono 3 le domande particolari che si erano poste. Sì, che si erano fanno emergere questo dato. Sì. Una è: chi vive con te rispetta le tue idee. L'altra è: chi vive con te ti tratta amorevolmente. Chi vive con te considera le tue esigenze. Apparentemente sembrano quasi uguali, no? E qua questo dato, no, del non sempre, il no chiaramente non è maggioritario, ma questo non sempre già ti fa capire che c'è qualcosa che non va, no, nelle relazioni e con il coniuge o con i figli. Quindi si parla tanto di coniuge, familiari, che anche con figli, sì, naturalmente, che sono... Certo. E allora per esempio vediamo, anche qua ci sono magari differenze da provincia a provincia. Per esempio Padova, siamo a Padova, il non sempre quasi equivale al sì. Chi vive con te rispetta le tue idee, non sempre, e il no. Quindi la somma fra i due è quasi uguale al sì, quindi un 50 e 50. Ah, 50 e 50, quindi non possiamo... Quindi non è di donne che non si sentono capite e ascoltate. Non è che, per esempio, nella provincia di Verona non c'è il no. Quindi vuol dire che stanno meglio? Sì. No, secondo me viene anche camuffato con il non sempre, no? Perché poi dalla lettura un po' incrociata dei dati capisci che si tende a sminuire, no? Dire, beh, ma insomma magari succede poche volte. E qua invece questo è un aspetto secondo me molto molto importante della ricerca, perché quante volte sentiamo al telegiornale: mamma mia, una famiglia nessuno avrebbe immaginato, ma è tutto normale, stranamente, no? Questo epilogo drammatico. Allora, per evitare di arrivare poi, no, a una presa d'atto tragica, forse cominciare a capire meglio queste
situazioni di non ascolto ma anche di non considerazione sarebbe importante, sarebbe interessante e forse aiuterebbe anche le donne a capire se la situazione è grave, è pericolosa, è a rischio oppure si tratta di magari un malessere passeggero. Certo. È molto importante questo aspetto. Siete riusciti a capire se ci sono situazioni gravi? Qualcuna si intuisce, sì, qualcuna si intuisce. Però ecco, l'obiettivo nostro e anche il ruolo nostro non è quello di intervenire. No, ecco, per carità, assolutamente. però Comunque... è quello di segnalare, ripeto, a chi di dovere. In questo caso ci piacerebbe molto che ci fossero veramente dei centri d'ascolto nei consultori a disposizione delle persone. Ma poi gli anziani andrebbero a questi centri d'ascolto, a questi consultori? Vanno informati di questa cosa. Perché sarebbero disponibili? Io credo di sì, perché se la cosa viene facilitata, penso che tutti vogliano avere delle risposte o avere un aiuto. No? Certo, sì, il problema è che in molte situazioni, ripeto, c'è il totale abbandono che innesca altri meccanismi. Qua poi bisognerebbe chiamare in causa anche i comuni, perché poi la rete sociale è molto estesa, quindi far parlare, no, i servizi sociali fra di loro e chi dovrebbe poi tutelare le persone anziane in particolare in questo caso. Ecco, per esempio, sì, l'altra domanda, no? Chi vive con te ti tratta amorevolmente, si vede che per esempio a Venezia non sempre ha una percentuale piuttosto alta, è la provincia dove emerge di più questo dato, però anche a Verona, insomma, mentre Belluno sembra che stanno meglio, no? E lo stesso, chi vive con te considera le tue esigenze. Padova non sempre è alto e quindi 50-50 tra chi... Quindi Padova diciamo che non si sta poi così bene. Appunto, o sono più sincere, oppure si è incappato in un campione di donne particolari, questo... anche Venezia appunto ha sempre questo valore molto, molto elevato. Per esempio in questo caso anche Belluno c'è questo tratto di non sempre e quindi sono tutti i dati che dovremmo approfondire perché il non sempre potrebbe essere, ripeto, una risposta tra virgolette banale, occasionale, insomma, no? Ma potrebbe nascondere qualcosa di molto più serio. Ecco. Andiamo avanti con le slide, vediamo se c'è un'altra che ci può supportare per capire meglio questa ricerca, che comunque è estremamente importante ma anche interessante per quello che sottende, perché poi la soluzione dei problemi è un po' più lunga. Allora, 12% rivela complicazioni legate al rapporto con il partner, problemi di coppia 6% e anche problemi relativi alla sessualità, sempre 6%, quindi con le domande vi siete messe... Sì, qualcosina abbiamo cercato di approfondire, sì. E quindi sì, non sono percentuali altissime, però insomma rivelatrici di un disagio. Di un disagio che va anche questo affrontato. Fra i dati dell'indagine emerge pure come per il 28,6% del campione intervistato, magari se la regia mi rimette, dopo so che devo andare in pubblicità, però finisco di leggere, preso in esame il momento più critico della propria vita è derivato da un lutto. E questo è molto, molto pesante, il 14% da malattie di persone care, l'11,7% da una propria malattia e il 9% da un inizio della menopausa. Questo vogliamo spiegarlo? Allora, questo dato, il 28% derivato da un lutto, anche qua ti dà il senso della cura che dicevo all'inizio, no? Dell'attenzione delle donne verso gli altri, ma anche il lutto rappresenta comunque un aumentare della propria solitudine, no? La perdita di una persona cara ti lascia sgomento, ti lascia da solo, insomma, no? Per cui questo viene vissuto come un momento veramente critico, meno che uno stato di malattia personale che è soltanto l'11,7%. E quindi questo entriamo ancora di più nel tratto
solitudine, no? con queste risposte, questo sentirsi da soli e affrontare tutte le difficoltà della vita. E quindi anche mancanza di informazione, perché poi le strategie Certo. ci possono essere. Andiamo in pubblicità, poi vediamo di completare la ricerca.